Ben ritornati con noi cari telespettatori. Allora, quest'ultima settimana prima della sospensione decisiva per il periodo estivo, poi riprendiamo con le dirette a settembre. Abbiamo avuto alcune puntate che sono state registrate, questa invece è in diretta, ne avremo un'altra anche venerdì. Poi ci saranno le repliche degli appuntamenti che si sono svolti nel corso dell'anno. Abbiamo fatto questa eccezione per questa settimana di alcune dirette perché ci sono degli argomenti molto importanti di estrema attualità che richiedono la vostra attenzione, richiedono delle spiegazioni perché sembrano, così parlando con molte persone, cosa di poco conto alla luce di quello che molti cittadini subiscono, aziende che chiudono, dissesti di vario genere, ma in realtà la questione delle camere di commercio non è di secondaria importanza ed è bene collocarla in un ambito ben preciso di riforme che si stanno attuando e che in certo qual modo, direttamente o indirettamente, che dir si voglia, vanno a minare la democrazia e il sistema del nostro paese, di produttività del nostro paese. Ma che cosa fanno le camere di commercio? Molti ce l'avete scritto perché abbiamo già fatto anche dei servizi a riguardo, ma che utilità c'è o meno a tenerlo o a togliere, ma se bisogna in qualche modo diminuire, fare una spending review, perché non partire anche da questo, ovvero dal sistema camerale, imprenditori che dicono io non ne ho mai usufruito, non ho mai avuto un vantaggio. Per avere delle risposte a questo punto abbiamo interpellato da una parte il segretario generale dell'Union Camere del Veneto Eurosportello, Gianangelo Bellati, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che in veste di rappresentanza di tutte le camere di commercio del Veneto, ma anche con dei dati molto freschi relativi alla nostra economia paese, quindi per fare un quadro generale. Tra l'altro abbiamo anche il segretario generale della funzione pubblica della CGIL del Veneto, Alessandro Biasioli, grazie anche a lei di essere qui con noi, perché poi quando si parla di diminuire le entrate in un ente o in qualche modo di sistemarlo diversamente, naturalmente scendi chi è che ci va a rimettere? I dipendenti di questo ente che rischiano il posto di lavoro e quindi è una minaccia vera e propria occupazionale, che dir si voglia. Allora, partiamo dalla situazione, cosa sta succedendo? Dopo lei ci aggiornerà anche, visto che viene da Strasburgo, in volo diretto da Strasburgo, ha visto ieri le elezioni di Juncker, per cui ci darà anche 2 o 3 aggiornamenti sulla situazione Europa. Però partiamo dalla situazione in casa nostra, quindi Camere di Commercio, e vediamo il sindacato che posizione prende. Ma allora, sulle Camere di Commercio io non volevo iniziare, perché sembra che sia una battaglia a favore del sottoscritto, a favore di tutti i colleghi, no? Quando invece quello che io voglio mettere in evidenza... Esatto, vorrei prima contestualizzare, perché non si può fare il discorso di una lobby, di un gruppo, noi dobbiamo pensare al bene di tutto il sistema paese, non al bene solo delle camere di commercio, quindi dobbiamo vedere il quadro della situazione. Io sì, sono tornato da Strasburgo, ho visto la scelta, l'elezione del nuovo Presidente della Commissione, che è un uomo di grande esperienza e la cui grande speranza ci viene dal fatto che lui ha promesso davanti a tutti di seguire gli ideali dell'ex Presidente Delors. Ora io ho qualche annetto e mi ricordo che ci sono state 3 presidenze dell'Unione Europea, allora si parlava di Comunità Economica Europea, che sono state portate avanti dal presidente francese Delors. È stato un momento di grandissima crescita dell'Europa, gli stati nazionali sono stati messi tranquilli. Oggi gli stati nazionali, grazie alle presidenze Barroso, comandano tutto e questo è il dramma dell'Europa, cioè non c'è più una vera Europa perché c'è un nazionalismo fortissimo. Io in questi studi ho detto a me non fanno paura i regionalismi, le indipendenze delle regioni all'interno del quadro europeo come vogliono la Scozia, la Catalogna, sembra anche molti veneti, ma a me fanno paura i nazionalismi. Infatti si è parlato, la parola più usata è stata ieri a Strasburgo la parola pace. La parola pace dovrebbe essere una parola per noi fondamentale, perché la guerra non è una cosa distante. Guardiamo cosa sta succedendo a Gaza, guardiamo cosa sta succedendo in Ucraina, per guardare vicino a casa nostra, in Libia, il disastro della Libia provocato poi dalla Francia, da una Francia che non ha voluto fare un gioco europeo, Sarkozy, che abbiamo adesso anche indagato, per essere stato pagato per soldi ricevuti da Gheddafi, ma è lui che mi ha dato l'ordine poi per uccidere Gheddafi. Per cosa? Per prendere le risorse o buoni rapporti che aveva l'Italia. Non è un gioco europeo questo, è un gioco nazionalistico. Questo a me fa paura. E allora abbiamo assistito a una presentazione di tornare agli ideali dell'Europa unita di Delors, con molti che erano contrari, ci sono euroscettici, ma questa è una strada che è stata tracciata, importante. E si è vista un'altra cosa importante, e questo è il contesto nel quale noi dobbiamo ragionare.
Abbiamo dei paesi che tengono fronte a questa crisi economica e che la superano, o l'hanno superata o la stanno superando. E guarda caso sono paesi dove le camere di commercio sono forti e sono rafforzate, sono pubbliche e danno dei servizi importanti e lo Stato le aiuta e queste camere di commercio aiutano le imprese, poi vedremo in quale forma, ma le nostre sono all'avanguardia rispetto anche a quelle di questi paesi e vedremo anche come. Ma il contesto ci dice anche che cosa, e qui solo per dare il contesto, che per quanto riguarda l'Italia, con tutte queste riforme raffazzonate, con un Presidente del Consiglio che continua a parlare di riforme, ma queste riforme non vengono attuate o comunque sono riforme non riflettute, non fatte in forma democratica e che soprattutto deresponsabilizzano i livelli locali, perché siamo di fronte ad un accentramento brutale, oltre che a una riduzione di democrazia molto forte che accennava la nostra conduttrice, stanno portando alla catastrofe. Non c'è nessuna luce in fondo al tunnel e proprio mentre ero a Strasburgo ieri sono arrivati i dati dell'aumento del debito pubblico, 21 miliardi da aprile a maggio 2014. Meno male che si doveva e da anche... quando abbiamo i governi tecnici un aumento medio di più di 10 miliardi di euro al mese, perché abbiamo poi la mania di criticare sempre qualcuno, classe politica, gli enti locali, le regioni, arrivano ordini, si vede ai mass media, per cui bisogna attaccare l'uno e l'altro elemento, nessuno attacca mai la gestione centralistica di questo paese perché si vede che finanzia i mezzi di stampa, i mass media e quindi noi ci troviamo di fronte ad una falsità, credere che noi stiamo superando la crisi, noi non la stiamo superando, tutti i dati, basta guardare, noi abbiamo due tabelline, se volete si possono vedere, la numero 1 e subito dopo la numero 2, che dimostrano dello stato dell'economia che c'è in generale fino al 2013 con la prima tabellina, ma con la seconda i dati devastanti che ci sono adesso in questi ultimi mesi qua. Quindi non è che l'attuale governo Renzi non abbia responsabilità, questi numeri sono i numeri fino al 2013, quindi qui c'è responsabilità anche del governo Monti che dice appunto che Renzi è suo erede e qui vediamo che cosa le manovre Monti hanno portato come disastro economico alla decrescita di questo paese, ma il fatto più grave, qui abbiamo un sindacalista, è l'aumento della disoccupazione, perché mi insegnerete voi che aumentando la disoccupazione aumenta il numero delle persone che vanno a costare sulle casse pubbliche, perché ovviamente abbiamo uno Stato ancora sociale per il momento, chi rimane senza lavoro viene aiutato. Difatti l'aumento del debito pubblico è direttamente collegato per 3/4 è dovuto all'aumento dei costi del welfare. Guardiamo infatti la seconda tabellina se arriva, lì abbiamo il tasso, e questo sì invece è responsabilità di questo governo, la disoccupazione sta aumentando a ritmi vertiginosi, perché abbiamo praticamente non riforme o riforme che deprimono l'economia. La gente piace sentire parlare di riforme, perché pare che la riforma risolva tutti i problemi. Sì, ma in realtà bisogna vedere che riforma è. Perché la riforma può devastare invece che rinnovare, che aiutare. Quindi le riforme dovrebbero essere fatte, riflettute e soprattutto quelle che sono già state approvate essere applicate prima di farne delle nuove. Guardiamo anche in ambito non solo economico ma dell'istruzione. Sappiamo, gli uffici scolastici stanno impazzendo per riuscire ad applicare tutte queste riforme che si susseguono una dopo l'altra e alla fine non si capisce se servono o non servono, perché i dati del debito pubblico, e la guardiamo magari dopo, sono impressionanti e dicono che cosa? E non lo diciamo noi come Unioncamere, lo diciamo da 3-4 anni, ma abbiamo avuto, ahimè, il conforto, tristissimo conforto, del Corriere della Sera di 2 domeniche fa, con un po' di studiosi che dicono il debito pubblico italiano è fuori controllo. C'è stato un tentativo del Ministro Del Rio di dire ma facciamo un fondo europeo che si basa sulla garanzia dei beni immobili dello Stato. Ovviamente all'estero sanno che questi beni immobili è una teoria perché non c'è la garanzia che poi possano garantire il fondo, non siamo riusciti a venderli in tutti questi anni, quindi a cosa servono? E non si fidano e quindi questo fondo europeo non può partire, quindi il nostro debito pubblico non si riesce a bloccare. Questi sono i numeri di una sconfitta. Poi, parlando delle Camere di Commercio, le Camere di Commercio sono un'altra faccia di questa medaglia, sono un'ulteriore sconfitta, perché chiudendo le Camere di Commercio tu elimini un aiuto allo sviluppo economico delle imprese, aumenti disoccupazione sia interna alle Camere di Commercio, sia per l'aiuto che non possiamo più dare al mondo dell'impresa. L'Unioncamere sta portando un sacco di soldi dall'Europa, non potremo più farlo. Quindi queste piccole cose che sono gocce fondamentali, che nascono dal territorio, perché qua ci si dimentica che non si deve decidere tutto a Roma.
Qua dobbiamo decidere insieme, questa è la democrazia. Ecco, però infatti qui vediamo appunto il discorso della spesa pubblica. Molti pensano che sia per ridurre la spesa pubblica che si va a colpire le camere di commercio. Esattamente l'opposto. E questo è quello che il messaggio che veicolato. Dopo appunto le camere di commercio, poi, ma anche i sindacati ci stanno dando una mano e sono molto informati. Le camere di commercio non costano ai bilanci pubblici dello Stato. E allora perché si sono colpite? Perché stanno Ma guardi, io non so, c'è qualche non so, c'è il sindaco di Firenze, si vede che quando era sindaco avrà avuto dei problemi con la Camera di Commercio, visioni politiche diverse, visioni diverse dal punto di vista operativo. Può darsi che la Camera di Commercio seguisse l'altra parte del PD, quello più bersagnano rispetto a quello renziano, ma a noi non interessa questo. Questi sono problemi privati, a noi interessa il fatto pubblico. Il fatto pubblico è semplicissimo. Le Camere di Commercio sono pagate da una tassa delle imprese, mediamente siamo su un centinaio di euro al mese, quindi meno di un abbonamento alla TV. Allora, questa tassa è una tassa che non entra nel bilancio delle entrate e delle uscite dello Stato. Ma cosa succede se io cancello anche per metà questa tassa? Che dei 10.500 dipendenti una parte cospicua va in cassa integrazione o comunque dovrà andare in altri enti. Siccome le funzioni delle Camere sono funzioni essenziali, le vediamo dopo anche casomai una ad una, e qualcun altro le dovrà svolgere, quel qualcun altro sarà qualche altro ente pubblico, ancora non si sa, perché nel fare male le riforme non c'è mai limite, per cui non si sa chi prenderà le funzioni delle Camere. Questo in più è anche una cosa proprio di una impreparazione che è impressionante da parte del nostro governo. Quindi che cosa succede? Che queste funzioni dovrà svolgere qualcun altro e quel qualcun altro dovrà pagare dei soldi che andranno invece nel bilancio dello Stato. Quindi noi abbiamo contabilizzato, calcolato che fra mancati posti di lavoro, fra trasferimenti di personale, fra cassa integrazione, fra costi di queste funzioni trasferiti ad enti pubblici che si caricano sul bilancio dello Stato, abbiamo un aumento di debito pubblico di 2,5 miliardi di euro e in più non calcoliamo tutto l'effetto repressivo che questo ha nei confronti delle imprese, soprattutto quelle piccole. Sì, pare che qui ci sia qualcuno a livello romano, a livello confindustriale, che vuole giocare solo a vantaggio delle grandi imprese. Lo si poteva fare forse una volta, quando non c'era un sistema di piccole e micro imprese. Oggi noi abbiamo tantissime piccole e micro imprese. Chi è che cura? Io se sono un'impresa, dove vado? Una volta andavo in Camera di Commercio. Sì. Dove vado? Vado al Ministero? E poi si vuole portare via il registro delle imprese, ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire? Noi in Italia, le Camere di Commercio italiane hanno fatto scuola in tutto il mondo per il registro delle imprese, fatto a Padova, poi in Veneto, perché fu un'intuizione di un grande presidente della Camera di Padova negli anni '80, professore universitario, che volle questo registro, il primo del mondo, fatto in una maniera bellissima, eccezionale e avanzata, e lo vogliono portare via. Ma forse lo vogliono vendere a qualche privato per far cassa, perché alla Camera di Padova mi risulta abbiamo proposto una proposta di 50 milioni di euro prima da un fondo indiano e da un fondo americano di 100 milioni dopo per carpire la massa delle informazioni che stiamo gestendo e che sono utili anche per le forze di polizia, per salvaguardare la nostra economia, ma anche la tranquillità sociale, no? Perché abbiamo informazioni molto importanti. Cosa c'è dietro? Perché non c'è un vantaggio per nessuno. Questo lascia molto perplessi. Vorrei analizzare tante delle cose dette, sì, tante infatti, ne verranno fuori. Cominciamo un primo pezzo, dopo lo prendiamo anche dopo sarà la pubblicità. Sì, il preambolo che ha fatto il dottor Bellati è stato molto ampio. Ha presentato una serie di dati che riguardano in particolare il Veneto. Ecco, io non sto qui a difendere il governo Renzi, perché per adesso, voglio dire, ha fatto una serie di proclami, però non ha costruito ancora un percorso organico, secondo me. Però vorrei ricordare che c'è anche un governo regionale qui che in qualche modo dovrebbe contribuire anche con le politiche del lavoro, dell'assistenza, eccetera, a cercare di limitare i danni che la crisi, che purtroppo va avanti da anni e non si vede ancora appunto l'uscita da questa crisi, ha portato all'economia anche della regione. Una regione che prima faceva da traino e che adesso è in difficoltà, anche se pare che qualche segnale di ripresa, soprattutto per l'export, ci sia. Per cui le responsabilità vorrei fossero attribuite un po' a tutti, insomma. Io francamente, anche per l'attività che faccio, per le relazioni che ho con la Regione del Veneto, qualche critica mi sento di farla, insomma, di fornirla. Penso a tutta la questione che riguarda il riordino istituzionale,
penso Quindi alle province. Lei imputa una responsabilità anche in capo alla regione stessa per quello No, per le camere di commercio sto facendo un ragionamento generale che parte dal preambolo, certo. che ha fatto il dottor Bellati. Probabilmente ognuno di noi ha delle responsabilità, voglio dire, siamo in un paese da ricostruire, quindi dobbiamo cercare di farlo tutti quanti assieme. Dopodiché non tutti navighiamo allo stesso modo, probabilmente sia i dipendenti delle camere di commercio che il dottor Bellati navigano nello stesso mare, magari forse con imbarcazioni diverse. Per cui insomma voglio dire, dobbiamo stare, ognuno deve fare la sua parte, ecco, mettiamola così. Poi per quanto riguarda le camere di commercio, anch'io, tutte le organizzazioni sindacali, la CGIL e CISL e UIL, che ricordo il 28 hanno indetto una giornata di mobilitazione nazionale a Roma. Nazionale, il 28 sì, a Roma. O il 23? Il 28. Il 28. No, il 23, scusa. 23, infatti anch'io stavo guardando, perché avevo letto un comunicato. Scusa, il 23, un errore perché stavo pensando all'articolo 28. Ecco. No, quindi è importante per i telespettatori sapere per i telespettatori è importante assolutamente il 23 luglio a Roma, il 23 Piazza luglio di c'è un Pietra. presidio esatto, di fronte al Parlamento. E pare tra l'altro che la mobilitazione stia riuscendo molto bene perché insomma, attraverso le mail, i contatti che abbiamo, vediamo che i dipendenti sono giustamente preoccupati. Sono preoccupati perché, come ha detto bene anche il dottor Bellati, insomma, non si capisce bene la ratio di questa modifica. Non si capisce la ratio perché tutto il sistema camerale non incide sul bilancio dello Stato. È stato sollevato da alcuni imprenditori la problematica che ma io credo che in qualche modo sia un'altra delle risposte che si vuole dare alla pancia di qualcuno, nel senso che far pensare che si risparmiano 50 euro all'anno rispetto all'iscrizione al registro delle imprese ovviamente non rimette a posto i conti dell'economia. E tra l'altro, mi scusi se finisco, tra l'altro io credo che fatta in questo modo, pregiudicando, perché insomma i segnali sono tutti quelli di pregiudicare anche l'occupazione e la serenità dei dipendenti, perché ovviamente insomma, se pensiamo che un sistema che potrebbe collassare, tra l'altro un sistema che per quanto riguarda gli stipendi dei dipendenti mi pare che l'incidenza sia circa del 25% e non sono, ripeto, a carico dello Stato. Insomma, mette qualche preoccupazione. I dipendenti sono ovviamente preoccupati anche perché ricordo che i dipendenti sono 8.000 circa in Italia, più 4-5.000 delle aziende speciali, insomma parliamo di 12.000 dipendenti in tutta Italia. Alcuni tra l'altro lavorano anche in condizioni di precarietà, nel senso che hanno contratti a tempo determinato, quindi sono quelli che saranno sicuramente, come dire, più colpiti in un'eventuale riforma fatta in questo modo, perché poi noi non è che siamo contrari a riorganizzare le camere di commercio, come mi pare nemmeno le associazioni insomma, sono contrarie a riorganizzarla. Però io credo che dovremmo sederci tutti attorno a un tavolo e vedere un attimo come fare per continuare a dare i servizi ai cittadini, perché poi in questo paese si sta ragionando sempre di tagli, si sta ragionando di limitare tutto, non si pensa mai che c'è uno risvolto sociale rispetto al lavoro che i dipendenti pubblici stanno facendo, cioè quello di fornire dei servizi che chiediamo siano sempre più adeguati e soprattutto universalistici per tutti i cittadini italiani. Insomma. Dopo le do la parola, andiamo subito in pubblicità un attimo, pochi secondi, poi riprendiamo il discorso perché so che doveva aggiungere, precisare qualche cosa e poi anche perché qui appunto nell'azione che verrà svolta il 23 si parla di cancellare l'articolo 28, quindi anche qui voglio entrare un po' nel merito. Pubblicità.